È cominciata il 1° maggio l'avventura del padiglione Venezia all'Expo 2010 di Shanghai. Non solo l'immancabile brindisi inaugurale, rigorosamente con Prosecco Veneto, ma anche una madrina di eccezione, il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, che ha poi visitato lo stand. E dopo di lei in questi giorni già tanti altri visitatori. La presenza della città di Venezia all'Expo mondiale non sta insomma certo passando inosservata. Comincia ad esserci un'affluenza importante, comincia ad esserci interesse per la presenza di Venezia, diciamocelo con franchezza, il 95, vorrei dire anche il 98% dei visitatori sono cinesi. E non è solamente a loro che siamo interessati a determinate fasce di visitatori, a contattarli anche in momenti fuori del nostro stand ed è per quello che parte adesso per prima la missione turismo. Quali sono i fiori all'occhiello, i progetti importanti che voi presentate? 5 sono le missioni perché questi sono temi che interessano l'economia di questo territorio e dove la dimostrazione delle eccellenze è una dimostrazione di materiale, di ambiente, di fisicità ma anche di relazioni. Il turismo prima di tutto, proprio perché il tema è una città come quella di Venezia che convive con 20 milioni di turisti l'anno, quindi la sostenibilità fra la vita dei cittadini e la vita dei turisti, la capacità e la grande qualità dell'accoglienza, non soltanto del settore alberghiero, ma di tutto quel settore che dimostra proprio nell'accoglienza la via italiana, direi la via veneziana al presente e al futuro. Naturalmente il tema dell'ambiente, il tema dei distretti e in modo particolare quello della logistica e della portualità. Quindi i casi di trasformazione ambientale che ci sono prodotti in questo nostro territorio, il cambiamento nel senso del marketing urbano, la trasformazione della fisica e per funzioni di grande parte del nostro territorio. Tutto quanto questo non è una cartolina o non è solamente un filmato, e ce ne sono ben 32, ma è la dimostrazione di una forza vitale che c'è in questa città. Si avvicina intanto una data importante, quella della cerimonia di inaugurazione. Abbiamo voluto che l'inaugurazione con il taglio del nastro fosse il cuore della missione del turismo, proprio per l'importanza di questo settore, proprio per il fatto che la missione turismo avrà già un suo inizio in Pechino e poi una sua continuazione in Canton, proprio perché così è stata preparata negli incontri business to business. È fondamentale la presenza del nuovo sindaco, che peraltro è il presidente del Comitato Expo di Venezia, e quindi in quell'occasione sarà possibile da una parte svolgere il seminario di contenuto Città d'arte Venezia, esempio di grande presenza turistica e sostenibilità, ma soprattutto è l'occasione per dare presenza istituzionale alla missione turismo e per dimostrare quanto ci teniamo ad essere presenti a Shanghai. Allora buon lavoro. Buon lavoro a tutti, dicendo un grazie a quanti hanno lavorato. Questo è un lavoro di 3 anni di preparazione. È la dimostrazione che quando si lavora insieme si produce bene. Spero appunto che possano riconoscerlo in tanti, ai tanti che hanno lavorato, intanto dico un grazie. L'appuntamento con la cerimonia ufficiale di apertura del padiglione è quindi fissato per mercoledì 26 maggio. Per gli operatori veneziani presenti a Shanghai saranno poi mesi di intenso lavoro con vari momenti significativi in calendario, distribuiti lungo tutto l'arco dell'Expo che si chiuderà, lo ricordiamo, il 31 ottobre prossimo.